Ciao ragazzi, sto registrando questa partita, 30 minuti a testa per tutti e due i giocatori, quindi sarà una partita bella lunga. Mio avversario 1917, io 1900. Sono attualmente sulla nuova piattaforma di scacchisti, ovvero quella ufficiale, FSI Arena Online, e voglio vedere un po' questo gioco come andrà a finire. Per ora io sono col nero, difesa Lekin, bella impostata, e vediamo un attimino. È da un po' di tempo che non faccio partite così lunghe e a me piacciono veramente un casino così le partite. Questo sì che è giocare a scacchi, quindi vedremo di gestirci meglio il tempo quando ci sarà bisogno di ragionare. Ora siamo in apertura, in genere si gioca sempre molto velocemente. Vediamo un po' come si andrà a sistemare questa partita. Ovviamente non è questa grande partita di alto livello, però può essere utile questo video per chi vuole vedersi, non so, una partita commentata, comunque come ragiona un giocatore, diciamo, di medio livello quando gioca una partita. Ecco, quindi farò i miei ragionamenti ad alta voce. Ora diciamo che il bianco non è messo benissimo perché qui ci vorrebbe l- lo spazio libero per spingere il pedone in cima, c'è il cavallo, quindi secondo me qui ha un leggero vantaggio il nero. Quindi mi sento abbastanza tranquillo, il mio avversario intanto sta ragionando. Io lascio ancora la pressione su questo pedone. Tanto vediamo se nelle preferenze c'è la vista in 3D. Non è male, però non si capisce un tubo. Vediamo altri colori. Non male questo. Ecco, questo mi sa che è superiore. Ah, per ora tengo questo, poi ne cambio qualcun altro. Donna, se vado con donna B6, che cosa accade? Donna B6. Donna B6. Tanto mi arrivano i messaggi sul cellulare. Donna B6, cavallo A4, scacco in B4, C3. Allora, se catturo il pedone, mangia di cavallo e dopo i cambi di cavalli rimane alfiere D4. Mm. Allora, nel frattempo che il mio avversario poi arroccherà con la prossima mossa, io penso anch'io ad arroccare giocando. ehm, Se gioca cavallo a 4, vabbè, non è un problema. Ok. Alfiere 7 con l'intento di arroccare. Ora probabilmente il mio avversario arroccherà, arroccherò anch'io, poi giocherò a 6. Dopo che giocando a 6 potrò giocare tranquillamente donna C7 che va comunque a creare ancora maggior pressione sui pedoni del bianco. Comunque vi consiglio di giocare su questo sito FSI Arena Online,
dove praticamente si possono anche vincere e perdere punti reali che sono omologati alla FSI, quindi la Federazione Scacchistica Italiana, e si è regolarmente schedati in modo tale che si va in una classifica nazionale e quindi non è una cosa tanto così fuffa. Si può anche fare una tessera che ho visto che per il primo mese costa 19 euro, se non mi sbaglio. Ehm, E quindi può essere qualcosa di interessante. Per ora io sto giocando gratuitamente, anzi, eh, lo trovo una piattaforma valida, come visto si può comunque cambiare varie preferenze, eccetera. Qui c'è la partita, si può rivedere. Osservatori, quelli che ti guardano la partita, sfida chi si stanno sfidando. Ok. Allora, qui il mio avversario sta ancora ragionando. Una di quelle cose che ho capito è che nelle partite lunghe è meglio perdere quel un minuto, due, tre minuti in più per ragionare, piuttosto che poi evitarsi a dire, ritrovarsi a dire, ah, se avessi ragionato di più. Quindi ognuno si prende tutto il tempo che gli serve. Questo probabilmente è una mossa precauzionale. Vediamo un attimino che cosa riusciamo a fare. Cambio di pedone, cavallo. Allora, qui ci deve essere una mossa forte, che ora non sto trovando, ma ci deve essere. Sicuramente ora devo andare a guardare sul lato di donna perché la catena di pedoni mi indica di attaccare ad est, nel senso ad ovest per il bianco. Allora, se io attacco non può prendere di cavallo altrimenti perde questo pedone, ecco che cosa non avevo calcolato. Deve prendere per forza di alfiere. Eh sì, perché? Che stupido, non l'ho visto prima. Cambio, prende di alfiere, glielo cambio, prende di regina. A questo punto ha la regina lì, e sì, va bene. Ma se ora prende di cavallo, perde questo pedone, quindi non gli conviene. Quindi prenderà di alfiere, cambierò l'alfiere, quindi noi sappiamo che l'alfiere vale di più del cavallo, quindi andrà in vantaggio cambiando l'alfiere e poi, e poi andrebbe giù con la regina. Quindi cavallo per d4, analizziamo sempre un attimino che non fa mai male. Sì, cavallo per d4, donna per d4, in questo modo la donna si centralizza poi anche andando in g4, f4, eccetera. Ora posso creare qualche piccola minaccia con alfiere c5. Vediamo, cosa si può giocare in questa situazione.
Sì, posso giocare alfiere C5. Sicuramente metterà donna in G4 perché ha qualche punto di attacco frontale. E dopodiché giocherò donna C7, seguirà cavallo. Cavoli. Cavoli, se segue cavallo B5 non è molto buona. Allora, alfiere. Se segue cavallo, io vado di... Di cosa vado? Alfiere C5 secondo me è quasi d'obbligo, che va anche ad inchiodare il pedone in F poi. Il problema è come sviluppare gli altri pezzi. Allora, sono un po' a corto di spazio, devo capire come sviluppare bene i miei pezzi. Soprattutto questo alfiere campochiaro in C8 che veramente non mi serve a nulla. Se riesco a liberarmene è cosa buona e giusta. Per farlo ho bisogno di un sacco di mosse. Se faccio direttamente donna B6, può essere una soluzione. Anzi, sto convincendo che sia quasi la migliore. Donna B6, proponendo un cambio. Se accetta, tolgo il cavallo che fa spazio all'alfiere ed esce. Se non accetta, gli piglio qui. Secondo me accetta il cambio, comunque magari si difende con qualche torre, però è una buona mossa questa, a mio parere. Ok. Qui il mio avversario giustamente sta riflettendo. Ecco, un consiglio che posso darvi almeno dalla mia esperienza, ora non l'ho fatto per questioni pratiche, però quando giocavo partite lunghe, per esempio 30 minuti che uno ha tutto il tempo necessario per fare le sue cose, mettevo la scacchiera vera sul tavolino del PC e riportavo le mosse su quella e ragionavo su quella piuttosto che ragionare tutto questo tempo su di un monitor, che secondo me non fa neanche bene dal punto di vista della vista. E in più ci alleniamo a ragionare su una scacchiera vera. Quindi, donna G4. Perché non posso prendergli questo pedone? Dice lui. E adesso andiamo a capire. O se no... alfiere D3.
Ma secondo me è difendibile questa posizione. Se io gli prendo il pedone, in che modo mi può intrappolare? Con cavallo A4? Cavallo A4. Ecco, cavallo A4 mi ruba la regina. Mm. Vabbè, furbo. Furbo, furbo. Se io vado di D4 non posso. Allora, vado prima di cavallo C5. E poi vado ad attaccare quel pedone. Se segue B4, devo ritornare qua. Allora, non posso prendere quel pedone con la donna. E devo sviluppare quel maledetto alfiere che si deve togliere dalle scatole al più presto. L'unica cosa è togliere il cavallo, però se gioca B5, si indebolisce poi il suo cavallo. Però non è che questa grande mossa tattica. Donna C7. Donna C7, cavallo B4, B5, donna B6 di nuovo. Hmm. Anzi, seguirebbe donna H5 che si mette subito in una buonissima posizione. E non va bene. Ho questo problema di questo alfiere cattivissimo. A meno che, ecco, sto vedendo adesso, posso mettere torre D8, cavallo F8, cavallo G6 e a questo punto alfiere D7 e proseguire. Perché veramente mi sembra l'unica a questo punto. Però giocherei molto sulla difensiva. Cavallo C5. B4. Cambio. Cambio. Sì, sacrificherei un pedone. Posso anche farlo. Cambio, cambio. Alfiere. Forse l'idea di sacrificare un pedone non è male. Tac, 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 tac. Fiere di 2. Senti, facciamo così perché quest'altro piano è troppo lungo e mi convince pochissimo. Ok, come previsto. Sacrifichiamo il pedone.
Ora c'è batteria di alfiere di 3 su H7, cavallo, eccola qui. Questa però va difesa solo in questo modo. Ah, mi sento più libero sicuramente, però forse aver perso questo pedone a destra mi creerà problemi in futuro. Spero di no. Sicuramente qui adesso il mio avversario vuole spingere o C5 o B5. No, questo non me l'aspettavo. Non so se è proficuo questo cambio per il nero, forse sì. Oh, devo valutare bene. Certo, io mi trovo con pochissimo spazio, questo è poco ma sicuro. Cambio. Sì, dai, mi conviene il cambio. Nonostante sono sotto. Ora sicuramente torre in D8. Questa torre qui. In F. Che eccoli. Ecco cosa ho progettato. Cavallo in D4. Sembrava strano. Cavallo in D4. Adesso cerco di fargli spingere avanti questo pedone, che non ha fatto. Cambio. Ecco, questo cambio forse mi aiuterà. Che partita, ragazzi. Comunque questo pedone riesco a salvarlo, secondo me. Sto pedone in B7. Se ora cambia, vado di alfiere. E una volta che poi ci metto l'alfiere in B4, sostenuto dal pedone in B5, sono in una botte di ferro lì, e ho anche un bellissimo avamposto. Avendo poi due pedoni deboli sul nero, avendo l'alfiere nero, secondo me dovrei avere una sorta di vantaggio, però tutto ancora da vedere. Certo, se toglie quel cavallo dannato da lì, in cambio del mio alfiere, sarei anche contento. Infatti, senza pensarci su troppo, ora cambio di pedoni, credo, alfiere lì e in seguito C5 che sostiene l'alfiere in B4 e dovrei essere in una posizione equilibrata. Ecco, colpo di scena. Beh, sicuramente qui C5 per chiudere le cose, o forse mi conviene alfiere C5. Forse mi conviene quella. Però sono delle mosse un po' del cavolo. Anzi, sai cosa faccio? Torre A5. E gli catturo quel pedone in
E5. Giusto? Sì, giusto. Ok, andiamoci a riprenderci il pedone sacrificato. Allora, non vedo contromosse forti. Sì, temo solo la spinta. No, niente. Va bene così. Ora forse la mia struttura pedonale è un po' da invidiare, però ha quel pedone passato in A4 che può risultare pericoloso. Sai, in un finale i pedoni su colonne libere possono sempre fare bei danni e andare a promozione. Ora comunque non è che ho tantissimo tempo, 13 minuti e lui 20 quasi. E sta giocando bene, sta giocando bene. Sì, ora difendo questo pedone con questa torre, così non lo perdo. E lui perde comunque questo pedone, giusto? Eh, sì, solo che mi entrerà dentro poi in settima con le torri, però quello è un altro discorso. Almeno non vado a perdere un pedone importante ora. Prima o poi questo pedone lo perdo, però non sono convinto per niente. A parte che ho questo pedone che potrò spingere al momento giusto. Quindi posso anche lasciare qua, qua e andare a sostenere la spinta di questo pedone. Tac, tac. E chi arriva prima a questo punto? Boh, non so, non so. Se raddoppia le torri in settima qui, ragazzi. Buonanotte, eh. Ah, quanto è difficile giocare a scacchi. Difendere questo pedone o non? Io lo difenderei. Al prezzo di... Senti, ci vuole un po' di coraggio ogni tanto, eh. No, non posso lasciargli entrare l'alfiere qui. Non posso, per ora, eh. Perché sennò sarebbe entrato l'alfiere in C6 e B5, buonanotte. Questo avrei fatto molta difficoltà a sostenere la spinta di questo pedone. Per ora tiene, è ovvio che prima o poi cadrà questo pedone con l'entrata di torre in questa colonna. Adesso poi posso difendere l'alfiere con re F8, però ancora per quanto? Non so. Vediamo un attimino. Certo, spostando ora la torre da A5, catturando il pedone, c'è la corsa del pedone in A, che credo di riuscire a fermare senza troppi problemi. Però, vediamo, eh.
Premetto che i finali non sono mai stato il mio forte, non sono mai stati il mio forte, quindi potrò anche andare a buttare una situazione che mi sembra abbastanza equilibrata, se non tendente al vantaggio per il nero. Oh, ha abbandonato. Mi sembra strano. Sì, poteva assolutamente tentare ancora, però ha deciso di abbandonare. Sono felice, ho guadagnato punti, però mi sarebbe piaciuto anche a me giocare questo finale per vedere come sarebbe andata a finire la partita. Ragazzi, grazie per aver visto il video fino a qui. Ci vediamo alla prossima.